Questa macchina che vedete in questo momento al lavoro, peraltro Alberto la sta manovrando, è una macchina acquistata con un finanziamento del programma di sviluppo rurale. Vi parleremo di questo, ma adesso noi abbiamo caricato del letame e il letame sta andando all'interno di una realtà molto interessante che cerchiamo un po' di spiegarvi, che è quella della produzione di energia elettrica attraverso ovviamente la trasformazione del letame e dei liquami. Andiamo, per il resto resteremo nelle province di Padova e di Venezia. Qui siamo per la precisione a Candiana, nella Bassa Padovana. Sigla, vai. Eccoci qua, adesso siamo qui con Alberto, metteremo il letame in questa prevasca, poi vi spiegheremo bene cos'è questa prevasca, dove in qualche maniera questo letame viene digerito da questo bel impianto di biogas. Però vado da Nicola è l'altro fratello, Nicola Guzzo, di questa azienda Guzzo qui a Candiana, che praticamente oggi ci porta in un mondo interessante, in un mondo nuovo, è importante in particolare per l'agricoltura del Veneto, che è quella dell'allevamento da carne, vero? Sì, un'azienda agricola con indirizzo zootecnico, con in ingrasso di bovini da carne, strettamente connesso all'allevamento c'è la coltivazione del mais, di cui ci occupiamo totalmente noi. Questi soldi di cui abbiamo parlato prima, quindi le misure del PSR, in particolare la misura 112, è servita per acquistare questo Manitou che abbiamo visto prima, sì. E poi un irrigatore tipo pivot fisso, un pianale che abbiamo visto prima, un carrellone, un dumper per il trasporto dei cereali. E a cosa serve tutta questa roba qua? Per la movimentazione dei cereali, del letame stesso, il carico. E quindi per migliorare l'attività in azienda. Migliorare la produttività, l'efficienza e la velocità di qualsiasi operazione da fare. Quindi questi soldi del PSR sono stati utili? Sì, utili sì, anche se ce n'è sempre bisogno anche. Ma siamo qui appunto per spiegarvi di questo bel impianto, questo impianto da 360 kW, perché non vi ho detto una cosa, poi gli animali stando in stalla hanno il loro ciclo biologico e quindi rilasciano delle deiezioni. Una volta si buttavano via o si mettevano sui campi, adesso? Infatti adesso abbiamo costruito appunto questo impianto per chiudere il ciclo della nostra azienda e quindi usufruire di tutte le deiezioni per ricavare il metano che c'è dentro e trasformarlo in energia elettrica. Ringraziamo due giovani, abbiamo detto Nicola e Alberto Guzzo, questo vuole l'agricoltura moderna. Continuiamo con Tiratera e adesso andiamo alla Camera di Commercio di Venezia. Migliorare le prestazioni e la sostenibilità delle aziende agricole è lo scopo dell'intervento 4.1.1 della proposta di PSR Veneto, che prevede oltre 340 milioni di euro di risorse. Finanziamenti, bandi, provvedimenti. Ogni mese tutte le novità sul programma di sviluppo rurale del Veneto nella tua email. Iscriviti alla newsletter inviando la tua richiesta email a svilupporurale@regione.veneto.it. La Commissione europea propone anche per il 2015 il premio Natura 2000 per riconoscere l'eccellenza nelle migliori pratiche di conservazione del patrimonio naturale in Europa. Eccoci all'interno di Tiratera, lo spazio dedicato alla tutela dei consumatori. Quest'oggi sono arrivato nella sede della Camera di Commercio di Venezia, esattamente a Marghera. Accanto a me c'è l'avvocato Mario Feltrin, che è dirigente dell'ufficio legale della Camera di Commercio. Ben ritrovato, avvocato. Buongiorno. Che cosa può fare la Camera di Commercio per tutelare i nostri telespettatori?
Le azioni che possono essere fatte sono diverse, anche perché una Camera di Commercio è vero che nasce come ente pubblico per tutelare le imprese, ma indirettamente tutela anche il consumatore, consentendo soltanto alle imprese corrette di operare nel mercato. Noi svolgiamo un'attività di consulenza e di vigilanza. L'attività di consulenza, che viene svolta proprio nella nostra sede di Marghera, si sostanzia nel mettere a disposizione del consumatore dei consulenti, sono normalmente legali specializzati in materia di diritto del consumo. Poi tuteliamo anche la correttezza del mercato mediante azioni di vigilanza e di controllo, soprattutto in materia di sicurezza dei prodotti e anche di lotta alla contraffazione. Lotta alla contraffazione che si può fare in tantissimi modi, ma voi so che avete anche dei mezzi che vengono messi a disposizione per agire nel migliore dei modi. Sì, abbiamo a disposizione uno spettrometro a raggi X. È uno strumento, noi siamo la prima Camera di Commercio in Italia ad averne la disponibilità, che in definitiva consente di verificare quali metalli sono contenuti all'interno di un determinato prodotto e vedere se le percentuali sono tollerabili o meno. Anche quest'oggi vi abbiamo dato il nostro contributo, rivolgetevi alla Camera di Commercio di Venezia se avete dei dubbi, sono a vostra disposizione. Intanto io ringrazio l'avvocato Mario Feltrin e naturalmente con voi l'appuntamento è fissato tra pochissimi minuti quando ci vedremo per la parte conclusiva di Tiraterra. E questa è una porchetta che ci sta a indicare il fatto che noi siamo passati, prima eravamo dai bovini da carne, adesso siamo passati ai suini, siamo non distanti da Candiana, siamo a Campagnalupia, per la precisione all'Ova di Campagnalupia, la Romea passa qui a 2 passi e Andrea Polato è colui che ha beneficiato della misura 112 del programma di sviluppo rurale, ovvero per i finanziamenti per il primo insediamento. Allora, che cosa hai chiesto e che cosa hai avuto? Abbiamo fatto una domanda di finanziamento, abbiamo investito una parte nella nostra azienda. C'è le frigorifere e poi che cosa ancora? Tanta carne e tanto lavoro per cercare di fare il meglio possibile per accontentare il meglio la nostra clientela. Certo. E allora per fare la carne bene bisogna macinarla e quindi voi avete comprato che cosa? Il tritacarne. Ecco, e poi ancora che cosa? L'insaccatrice e poi andiamo avanti con le celle di stagionatura e poi alla fine arriviamo qui nel punto vendita con i nostri prodotti finiti. Ecco, tutto questo con la misura 112, ma adesso parliamo anche di qualità, perché qua ci sono degli insaccati molto belli, quindi abbiamo pancette e poi che cosa ancora? Abbiamo le soppresse, poi abbiamo i nostri crudi che sono nati, elevati e lavorati qui in azienda e poi portati a stagionare nel consorzio di Montagnana, e poi abbiamo i nostri salami soppresse naturali, sale e pepe. E fate anche la porchetta, perché lì hanno un forno e quindi quella porchetta lì sarà pronta. Diciamo non sappiamo per quanto, ma sarebbe già pronta adesso, vero? Immagino. Sì, un'ultima cosa, allora, così chiudiamo. Voglio dire, tu sei giovane, quindi pensi che il tuo futuro sarà qui, in questa azienda e ancora con i maiali? Certamente l'aiuto è stato molto importante, ma un grosso aiuto arriva anche dalla famiglia, che è importantissima per continuare a lavorare e fare tutto questo che stiamo vedendo ora. Allora, qui ci sono 3 generazioni, dal nonno al nipote, allora complimenti a tutti quanti. Tiraterra non termina qui, ma adesso andiamo a parlare come sempre di parchi, vediamo. Aumentano le risorse di 150 milioni di euro. Per i nostri investimenti aziendali 800 milioni di euro. Per le start-up agricole dei giovani 150 milioni. Finalmente aumenta l'indennità per gli agricoltori di montagna. Agevolazioni economiche per agriturismi, fattorie didattiche e sociali. Più futuro!
Eccoci nuovamente assieme per la parte conclusiva di Tiraterra. Io mi trovo poco lontano da Campagna Lupia, in provincia di Venezia, esattamente sono a Valle Averto, sono con Marco Bernardi, che sostanzialmente tu sei un po' il custode di quest'oasi, è così Marco? Sì, sono il responsabile dell'oasi e assieme al mio collega Renato cerchiamo di gestire l'area e di renderla fruibile, insomma. Che cosa c'è di bello da vedere qui? Di bello c'è un ambiente naturale conservato nei secoli, una zona lagunare dedicata un tempo alla vallicoltura, quindi allevamento di pesce, valle da pesca. Che cosa c'è di particolare, soprattutto in questo periodo dell'anno? Se siamo fortunati, che cosa possiamo vedere qui? Possiamo vedere lo spettacolo della migrazione, assistere allo spettacolo della migrazione, uccelli che dal nord Europa raggiungono l'Africa, passano attraverso l'Italia e sorvolando l'oasi, come per esempio le gru che l'altro giorno sono passate giusto qua sopra offrendo un bello spettacolo. Sai, noi purtroppo quando arriviamo con la nostra telecamera non siamo fortunatissimi nel vedere questi spettacoli, ma posso solo invidiarti in questo momento. Senti, io ti ho definito custode, in realtà tu hai un compito ben più arduo, tu rappresenti il WWF, che cosa fate qui? Allora, noi come WWF ci occupiamo di conservazione principalmente ed educazione ambientale e divulgazione, quindi conserviamo tratti di territorio per studiarli e per renderli visibili, mettere in evidenza le caratteristiche ecologiche e soprattutto conserviamo quelle specie che ormai sono in difficoltà. Io voglio lanciare un messaggio come sempre per coloro i quali ci seguono da casa per arrivare fin qui e per vedere queste bellezze naturali. Che cosa devono fare, Marco? Devono raggiungere l'oasi di Valle Averto, suonare il campanello e entrare al centro visit dove saranno accolti da guide naturalistiche professioniste che accompagneranno i visitatori in giro per l'oasi. Io ringrazio Marco Bernardi. Grazie a voi. Grazie per questa bellissima esperienza che abbiamo vissuto quest'oggi qui vicino a Campagna Lupia. Saluto Mimmo Vita che ha condotto Tiraterra con me, ma soprattutto tutti quanti voi che l'avete seguita. Arrivederci.